parlerò, il titolo che ho dato a questa mia relazione sulla peste, e l'argomento che tocca quest'anno, è il quarto cavaliere dell'Apocalisse, che dovrebbe essere appunto quello che rappresenta la pestilenza. Allora, quando si parla di peste, per solito il nostro pensiero corre a quella del 1348, la più famosa. Pensiamo al Decamerone di Boccaccio, che appunto è ambientato in periodo di peste, questi giovani che vanno in villa appunto per tentare di sfuggire dal contagio. È la più devastante, tanto da incidere sulla vita comunitaria assai più di altre malattie contagiose che si succedettero prima e dopo di essa, quali il morbillo, vaiolo, malaria, lebbra, colera. Prima della cosiddetta peste nera non c'erano state epidemie recenti. Per gli uomini del tempo il pensiero correva alla Bibbia, alle 10 piaghe inviate da Dio contro il faraone e più tardi alla peste che colpì Atene nel 421 a.C. e che si portò via lo stesso Pericle. Dobbiamo a Tucidide la descrizione dei sintomi di questo morbo, per cui sappiamo che la malattia Tucidide era contemporaneo all'evento, per cui sappiamo che la malattia era caratterizzata da bubboni e febbre alta, dolori intensi, perdita di controllo sul corpo e delirio. Ma i medici e gli storiografi del mondo antico non andarono oltre, perché lo stesso Tucidide e Ippocrate e poi Galeno, non essendo in grado di individuarne scientificamente le cause, le attribuirono alla corruzione dell'aria, ai veleni diffusi nell'ambiente che alteravano l'equilibrio degli umori corporei. Anche il mondo romano non fu immune dal fenomeno. Attorno al 170, tra il 168 e il 173, si divulgò il vaiolo. Un secolo dopo fu la volta del morbillo, che colpì soprattutto i giovani. Tuttavia, per conoscere la prima grande pandemia, bisogna giungere al 541, alla cosiddetta peste giustinianea, che con successivi ritorni, nel 590 ce lo ricorda la statua dell'arcangelo Michele che sovrasta Castel Sant'Angelo, colto nell'atto di rinfoderare la spada dopo aver vinto l'epidemia. Con successivi ritorni, dicevo, il flagello accentuò una crisi demografica, siamo nel VI secolo d.C., già in atto, provocando lo spopolamento di interi paesi. Si calcola che l'Italia avesse allora poco più di 500.000 abitanti, lo sappiamo, questo nel 540 d.C., donde l'abbandono e il degrado delle strutture agrarie e in particolare delle opere di irrigazione, che nelle regioni esposte alla siccità condusse alla desertificazione e al paesaggio che oggi troviamo tra la Libia e la Siria. Quindi il deserto compare allora proprio a causa di questa peste. Prima, infatti, se noi leggiamo autori romani, Livio oppure, Virgilio, la Libia, cioè l'Africa del nord, è considerato un granaio di Roma. Adesso andiamo in Libia e troviamo il deserto. E questa svolta è appunto dovuta a questi eventi che si succedettero fra il 541 e il 590 d.C. Poi, a partire dalla metà dell'VIII secolo, non si ha notizia di pestilenze, sicché la seconda pandemia, quella cioè della peste nera, trovò del tutto impreparata la popolazione e il suo percorso quadriennale dalla Crimea alla Norvegia, in senso orario, percorse tutta l'Europa, risultò devastante. Tra le varie cause, le principali sono probabilmente da ricercarsi nell'aumentata pressione demografica e nel deteriorarsi del clima, per cui si può parlare di una piccola glaciazione che sottese la prima metà del XIV secolo. Ne derivò un nuovo declino demografico, per cui è stato calcolato che in Europa gli effetti di questa seconda pandemia sarebbero stati riassorbiti nell'arco di 4 secoli, dal 300 al 700. Veniamo però che è tempo alla realtà a noi più vicina, cioè a Venezia. Essa fu colpita in maniera durissima, perché pur essendo divisa in isolette e quindi potendo disporre di barriere naturali,
Si calcola che perse circa il 40% dei suoi abitanti. Questo perché la città era sovraffollata. La popolazione allora poteva arrivare a 100-110.000 anime, ma soprattutto era un porto di mare che viveva di continui contatti e commerci. Il commercio era il sangue, il latte di Venezia, la linfa per un bambino, il latte per Venezia erano il commercio, e quindi i contatti erano fondamentali e non furono mai interrotti. E donde la incidenza che la pandemia provoca su Venezia, molto più che a Milano. Può sembrare strano, pur essendo appunto divisa in isole e quindi avevano queste barriere naturali. Dal punto di vista psicologico, accenno solo alla questione che sarà trattata assai meglio dal collega Legrenzi, le masse popolari svilupparono un concetto più cupo e pauroso della morte. Nei sepolcri, al posto della risurrezione, possiamo girare immagine, voltare immagine, vediamo se riesco. No, scusate. Sì, va bene, dai. Mettiamo questa. Al posto della risurrezione vennero raffigurate ossa e teschi e si diffusero i dipinti della danza macabra, la Totentanz, ove gli scheletri celebrano il trionfo della morte. Dopo la cessazione della pandemia, la peste in Europa tese a rappresentarsi cioè dopo il 1348, la peste tese a rappresentarsi ciclicamente, sia pure in aree più ristrette e con meno virulenza, giungendo ad ampliare l'arco temporale del suo ritorno a 15-20 anni. Ma non scomparve. Nella prima metà degli anni 20 del 400, essa si portò via 4 dei 5 figli del doge Francesco Foscari. Cosa vuol dire? Vuol dire che neppure le persone che potevano disporre di mezzi di tutela, di autodifesa più avanzati per i tempi erano immuni dal contagio. 4 figli su 5. E nel 1423 a Venezia, come nei centri maggiori della penisola, si presero appunto misure di prevenzione e cura degli appestati, prevedendone la separazione dal contesto abitativo. Vennero così realizzate in laguna alcune isolette dove far trascorrere la quarantena, cioè i 40 giorni previsti dalla scienza medica del tempo, alle navi provenienti dal Levante, e fu istituito il lazzaretto, dal latino Nazaretum, che indicava la chiesa di Santa Maria di Nazareth nell'isola omonima, per contaminazione con Lazzaro, il mendicante lebbroso di cui parla il Vangelo di Luca. Ancora, nelle città si posero guardie alle porte e furono istituiti posti di blocco in prossimità delle frontiere. In pratica, non fu il morbo a essere controllato, ma la società. Allora ecco, questo c'è, sappiamo, il lazzaretto vecchio di Venezia, che è proprio di fronte al Lido. Questo è il lazzaretto nuovo, in un'isola dall'altra parte del Lido, cioè qua siamo vicino alle Vignole, Sant'Erasmo, e questa qua è il Teson Grando, cioè tesa, significa appunto tettoia, dal latino tegetis, quindi tetto, tettoia, tegola. Vabbè, finisco la lezione perché Bruni mi guarda male. Quindi fu la società a essere controllata. In tempi più recenti si verificarono 2 grandi epidemie, delle quali rimane vivo il ricordo qui a Venezia in 2 celebri chiese, il Redentore alla Giudecca e la Basilica della Salute di Longhena. Queste pestilenze, una micidiale tenaglia che a Venezia si portò via rispettivamente il 25 e il 30% della popolazione, avvennero rispettivamente nel 1576 Redentore e 1630, lo sappiamo, la Salute. Ecco qua, avevo fatto qualche immagine i 4 cavalieri dell'Apocalisse, famosa incisione di Dürer, che conosciamo tutti, molto bella ovviamente, non sta a me dirlo. Ecco la danza macabra, con gli scheletri che suonano, che danzano. E questo invece è un pittore bergamasco del Settecento
a me piace molto, in questo momento chiedo scusa, non ricordo il nome, ho a casa anche il libro, insomma, che mostra figure di umani e di scheletri che non hanno, e gli uomini non hanno paura di questi scheletri, che sono per solito rivestiti con copricapi, con vestiti, cioè si vede la persona, però anziché il viso si vede un teschio. Vabbè. Ecco, con questo ho finito io le immagini. Mettiamoci questa che è divertente, porta allegria. Allora, ma tutto il Veneto fu toccato dall'epidemia, non soltanto a Venezia nelle pesti del 576-1630, fu tutto il Veneto a essere coinvolto, anche se non allo stesso modo. Nel 1630 la mortalità fu elevata soprattutto a Verona, Vicenza, Padova, cioè lungo la direttrice con la Lombardia, visto che il veicolo del contagio furono i lanzichenecchi che scendevano dalla Valtellina per portarsi all'assedio di Mantova, mentre il Polesine, Bellunese e Treviso ne furono esenti. Non si sa perché. Del tutto anomala la situazione nei monasteri. Quando scoppiava la peste, i religiosi sbarravano le porte, sicché i conventi diventavano altrettante fortezze isolate dal mondo e immuni dal contagio. Però se un solo frate si beccava il morbo, si estirpava tutto il convento. Ora, causa dell'epidemia era la catena topo-pulce-infezione, ma la gente non lo sapeva, e neppure i medici, a dire il vero, sicché si pensava a influssi celesti, a punizioni divine, all'angelo sterminatore che colpiva i peccatori, alla corruzione dell'aria, e però, alquanto più savi di tanti loro colleghi, i magistrati della Repubblica non avallarono mai queste dicerie, né diedero credito all'esistenza di presunti untori. Ricordo, per esempio, che Emanuele Filiberto, duca di Savoia, scrive al Senato, al Consiglio dei 10, scrive una lettera dicendo: guardate, so per certo che 2 miei concittadini sono venuti a Venezia a ungere. Il Consiglio dei 10 prende la lettera, si mette a ridere e le infila in un cassetto, insomma. Cioè, non fu mai dato credito all'esistenza di untori o di presunti portatori di contagio volontari a Venezia e nel Veneto. E tuttavia la peste esisteva e come? Allora, di fronte all'impotenza della medicina ufficiale, ebbe a verificarsi un proliferare di profezie, oscuri presagi, annunci di congiunzioni astrali, incendi, comete, parti mostruosi, tutti segni evidenti e certissimi di imminente calamità. Ancora, di fronte al dilagare del morbo, non tardò a comparire una folla di presunti guaritori, ciarlatani e imbroglioni che affermavano di avere in tasca il rimedio per debellare la peste. E la cosa più strana è che tanto più assurde e inverosimili erano le loro proposte, tanto più convincenti risultavano all'opinione pubblica. Ecco allora che il medico Niccolò Massa propone uno siroppo angelico. Il collega Pietro Mattioli raccomanda la palla odorifera. Leonardo Fioravanti suggerisce l'esperimentato antidoto di farsi seppellire fino al collo per almeno mezza giornata, fidando nei benefici umori della terra che, scrive, è nostra madre ed è quella che purifica tutte le cose. Ancor meno praticabile alla prova dei fatti il secreto raccomandato dal protomedico Ascanio Olivieri, il quale consiglia di bere il succo di certe erbe, purtroppo reperibili soltanto in luoghi pressoché inaccessibili. Gasparo Tolentino ha inventato un saluberrimo medicamento che tuttavia funziona soltanto nel mese di marzo. Furbescamente reticente risulta il padovano Ruggero Conti, cito, al quale Dio per sua bontà ha rivelato che la natura produce un mirabile rimedio contro la peste. Dove nasce questo toccasana? Nelle sue terre, in terre di sua proprietà. Infine l'eccellente medico bresciano Annibale Giraldi giunge in laguna offrendosi di far miracoli con un suo portentoso ritrovato. Fa scendere dalla carrozza e mette in un battello, in una barca, alambicchi, unguenti, pozioni, ma non riesce a sbarcare nel lazzaretto perché muore di peste. Il contagio provoca paura, ma l'opinione pubblica non vuol sentir parlare di peste. Meglio allora pensare a un castigo divino o alla congiuntura climatica.
Vediamo pertanto il veronese Girolamo Donzellini concludere che l'unica vera terapia è l'orazione a Dio. Il medico Andrea Graziolo accusare l'aere piena di oscuri et calaginosi vapori che alterano il sangue e gli spiriti vitali. Di fa eco Cecilio Fuoli che parla di inclemenza dei cieli, mentre il patrizio Andrea Morosini indica nella Siccitas, la cronica carenza d'acqua che affligge la città, la ragione primaria del male. Sappiamo che a Venezia l'acqua veniva trasportata dal Sile, perché pozzi a Venezia, fiumi sono rarissimi a Venezia, pozzi neppure. E quindi hanno provato in tanti modi a trivellare in più posti la città o le isole vicine come il Lido, ma i risultati non ci furono molto, molto deboli. E allora l'acqua veniva portata dal Sile, che è un fiume non dal Piave, dal Sile, con dei barconi, travasata nelle vere da pozzo, dove c'era della sabbia che filtrava l'acqua e poi veniva purificata. I ricchi invece, i patrizi ricchi, avevano degli alambicchi dove filtravano l'acqua per la loro mensa. Allora, potrebbe essere, questa Siccitas, la cronica mancanza d'acqua indicata da Andrea Morosini come causa della peste, poteva essere un buon inizio. Invece si vaneggia accreditando le spiegazioni più strampalate e questo coinvolge anche gli scienziati e gli uomini di cultura. Ricordate, ancora a proposito della peste del 1630, il manzoniano Don Ferrante? Lo ricordiamo? Sì. Bene. Fu il primo a negare il morbo sulla scorta di un ferreo ragionamento. In rerum natura, diceva, ci sono 4 generi di elementi: acqua, terra, fuoco e aria. Ora, la peste non è aria perché si propaga attraverso il contatto. Non è fuoco perché non brucia, acqua perché non bagna, terra perché non si vede. Pertanto la peste non esiste. O meglio, non esiste il contagio e se la gente muore, concludeva Don Ferrante, è per via di, cito, quella fatale congiunzione di Giove con Saturno. Perché dunque tanto affannarsi a spargere aceto e bruciare vestiti infetti? Povera gente, brucerete Giove, brucerete Saturno? Questo è Don Ferrante, sappiamo anche come morì. No, dice Manzoni che morì come un eroe di Metastasio prendendosela con le stelle, perché non prese nessuna precauzione. Allora, mi avvio a chiudere. Questa del 1630-31 fu l'ultima grande epidemia nel Veneto, perché infatti quando Colombo scoprì l'America ci fece almeno 3 buoni regali, anche qualcosa di negativo, ma 3 buoni regali: il mais, la patata e il pomodoro. Oggi apprezziamo soprattutto quest'ultimo prodotto, non fosse altro perché senza di lui non avremmo la pizza margherita. Ma nel passato il primato toccò al mais. Formenton infatti significava polenta, cioè la possibilità di non morire di fame, e i veneti lo sanno bene. Pertanto il progressivo affermarsi di questo cereale contribuì in misura notevole a sconfiggere le pestilenze che colpivano con maggior virulenza popolazioni sottoalimentate e infatti tutte le principali epidemie furono precedute da carestie. In seguito la storia avrebbe voltato pagina, ma seppure in misura più contenuta, le epidemie non scomparvero. Nel 1720 fu la volta di Marsiglia, nel 1832 dell'Inghilterra, poi vennero l'influenza spagnola, 1919, l'asiatica, 1957, quindi le più recenti BSE o morbo della mucca pazza, l'HIV, il virus della immunodeficienza, che in uno stadio più avanzato conosciamo come AIDS. Infine, l'attuale coronavirus, le quali tutte, in definitiva, altro non potrebbero essere che mutazioni dello stesso bacillo, quello della peste. Grazie.